Buona estate. Buona estate che finisce, perché l'estate sta finendo, come cantavano i Righeira tanti e tanti anni fa. I fratelli Righeira, che poi non erano fratelli, ma insomma amici, ma quel che l'è. I fratelli Righeira. Noi invece però, siccome abbiamo citato Yours is my heart, che tradotto diventa Tu che mi hai preso il cuore, ma questa interpretazione, bellissima e stupenda, fazzoletto alla mano, avete il fazzolettino pronto? La lacrimuccia pronta? A comando? Vai, regia. Il cuore sarai per me il solo amor. No, non ti scorderò, vivrò per te, ti sognerò. Da te morir d'amor, perché sei tu che m'hai rubato il cuore. Terribile, terribile. Era lui, era il Reuccio, era Claudio Villa naturalmente. Ma adesso c'è una cosa molto seria di cui si occupa, serissima, drammatica, tragica, di cui si occupa asianews.it, una testata che vi invito a leggere perché trovate cose molto spesso che non trovate altrove, delle quali non si occupa nessuno. Noi ci siamo occupati a lungo nel corso di questi anni di una figura luminosa, quella di Aung San Suu Kyi. Poi la luce ha anche le ombre, naturalmente. Le ombre sono state enfatizzate da chi ha detto lei è stata la torturatrice, forse è un po' esagerato, comunque colei che ha creato grossi problemi alla comunità musulmana Rohingya nell'ex Birmania, cioè in Myanmar. In realtà ha cercato di barcamenarsi al meglio, dovendo avere a che fare con una giunta militare spietata, come si sta dimostrando una volta di più anche in questi giorni. Comunque, al di là di questa valutazione, sicuramente premio Nobel per la pace, incarcerata per larghissima parte della sua vita e reincarcerata adesso ad 80 anni con pretesti paurosamente, tragicamente ridicoli. In un'intervista al quotidiano britannico The Independent, il figlio di Aung San Suu Kyi, che è stata il capo di Stato appunto della Birmania quando è riuscita, è stata sempre eletta con fiumi di voti e proprio per questo è stata rovesciata anche da ultimo con l'ultimo golpe dei generali, che sono diventati tutti amici adesso di quelli dello SCO, cioè di Putin, di Kim Jong-un, di Modi, del nuovo mondo che avanza e che a me francamente mi fa più schifo di quello precedente, se dobbiamo essere sinceri, perché la salvezza mi pare proprio che non possa arrivare da regimi autoritari e mostruosi come quelli. In ogni caso, anche i generali birmani sono stati ammessi con grandi elogi dentro a questo nuovo congresso delle potenze ascendenti mondiali. In ogni caso, dicevo, la denuncia del figlio è drammatica. Aung San Suu Kyi, cioè la madre, ha disturbi cardiaci in carcere e ha chiesto di essere visitata da un medico esterno per l'aggravarsi delle sue condizioni. È stata arrestata più volte, come dicevo, dal 1988, da più di 4 anni ormai, viene tenuta in un luogo segreto dopo il golpe del 1° febbraio 2021 che ha definitivamente cancellato la democrazia del Myanmar, mentre i generali organizzano le loro elezioni, tra virgolette, di dicembre. L'articolo pregevole lo trovate su asianews.it, la denuncia del figlio di Aung San Suu Kyi che si sta battendo da anni per la madre. Kim Aris si chiama il figlio. Le condizioni di salute di Aung San Suu Kyi sono in peggioramento rapido e costante. La leader birmana, premio Nobel per la pace, 80 anni compiuti da poco, soffre per un peggioramento dei suoi problemi cardiaci. Intanto Putin e Xi, al contrario, Xi Jinping, parlano di immortalità.
Tuttavia, e siamo di nuovo su Asia News, i trapianti forzati in Cina restano un problema. La Cina copre anche il rapimento di persone sudcoreane, ma non solo, da portare in Corea del Nord per fare e in Cambogia per fare truffe online. È un altro mega business interessante. Nel dialogo captato con il presidente russo Vladimir Putin, nota Asia News, Xi Jinping, il presidente cinese, ha parlato della possibilità che grazie ai trapianti di organi si possa vivere anche fino a 150 anni. Ma la Cina non ha mai adottato un sistema chiaro e trasparente sulla donazione o donazioni cosiddette di organi, nonostante l'approvazione di diversi regolamenti nel corso degli anni. Continuano a circolare informazioni circostanziate su prelievi forzati a scapito soprattutto delle minoranze etniche. Quindi i trapianti forzati in Cina restano un problema, altro che cianciare fra Putin e Xi di immortalità. Della guerra in Ucraina ci occuperemo tra poco perché vi segnalo un bell'articolo di Gianandrea Gaiani, intanto ne approfittiamo anche per ascoltarci un po' di buona musica. 1993 era il 5 settembre come oggi, il musical The Will Rogers Follies, un musical con musiche di Cy Coleman, versi di Adolph Green e Betty Comden, libretto di Peter Stone, basato sulla vita di Will Rogers, mitico attore, comico, giornalista di origini Cherokee statunitense, una figura leggendaria nel panorama del giornalismo ma anche dello spettacolo americano. Un musical insomma basato sulla vita di Will Rogers, rimane in scena per oltre 900 repliche e vince 6 Tony Awards. Chiude proprio oggi, il 5 settembre del 1993, 900 repliche sono 3 anni e passa, al Palace Theatre di New York. Ascoltiamone un brano di questo musical, Will Rogers Follies, Willamania. Each early morning I get up, read his column with my coffee cup, never ever start the day without Will. His wit and wisdom let me see all the foibles of the century. There's no way to start my day without Will. Just multiply me by the millions, from Gotham out to Frisco Bay. Those Tom, Dicks, and Jets and Jillians are asking, hey, did you see what Will said today? He's also king of Hollywood now. He stands for Valentino, stood biggest movie star authority. At any time around the clock, lines keep forming all around the block. Watch a film, a movie, till for Oriole. He's got more fans than Shirley Temple. He's got more fans than Shirley Temple. He beat her out as number one. He beat her out as number one. He draws more crowds than Amy Sample. He draws more crowds than Amy Sample. The country'd rather do the dance that Will's begun. Will Mania, this dance has swept the nation. Will Mania, dance of communication. Rock bottom, Charleston, you have seen your last days. So scratch your skull, tilt your head, and do the new craze. We call it Will Mania. It's intercontinental. We'll show you dance of us. The shim shim shimmies now, the dance has been had. So scratch your tongue, find your voice, and do the new Ma che bella sta musica da musical, The Will Rogers Follies, Willamania. Poi però ci ascolteremo anche l'11° figlio di Johann Sebastian Bach, per controbilanciare la leggerezza del musical, un po' di gravità, di gravitas, di serietà. Guerra in Ucraina, dicevamo, c'è un assai bell'articolo di Gianandrea Gaiani su analisidifesa.it, il sito da lui diretto. È fresco fresco, gli sviluppi militari e il cortocircuito politico. Sui campi di battaglia la guerra prosegue, scrive Gaiani, e mantiene una tendenza ormai consolidata. I russi avanzano lentamente ma costantemente lungo quasi tutti i fronti. Quasi immobile solo la regione di Kherson, il fiume Dniepr separa russi e ucraini,
e impegnano le linee fortificate e le roccaforti ucraine. Quindi un conflitto d'attrito in cui i russi avanzano lentamente ma costantemente. Sul piano politico, totale impasse. I russi ribadiscono le loro condizioni, gli ucraini non intendono accettare la sconfitta, gli Stati Uniti, sempre più spazientiti, stanno a guardare e si accontentano di vendere a peso d'oro agli europei le armi destinate all'Ucraina. E gli europei, inclusi i volenterosi, annaspano in dibattiti inconsistenti circa garanzie di sicurezza che non sono in grado di fornire. Ecco, in 2 paragrafi il sempre ottimo Gianandrea Gaiani ci ha fornito una sintesi mirabile. Vi segnalo anche il pezzo, sempre di Gianandrea Gaiani, ma stavolta pubblicato sulla nuova bussola quotidiana, la nuova bq.it, a proposito di ciò di cui parlavamo poco fa con il professor Pezzani, cioè l'ascesa delle potenze orientali. Nella parata di Pechino la Cina mostra i suoi muscoli militari, è il titolo dell'articolo sulla nuova bq.it. La presenza di tutti i partner, fra cui Russia e Corea del Nord, nella parata della vittoria cinese sfilano tutti gli armamenti più recenti dell'esercito cinese, dai missili nucleari agli ultimi carri armati, dai droni ai laser, una dimostrazione di forza a Taiwan e a tutto il mondo. 26 leader mondiali, anche Putin, anche il presidente bielorusso Lukashenko, il serbo Vučić e lo slovacco Fico, unico esponente di un paese dell'Unione Europea. La parata della vittoria, che ha celebrato gli 80 anni della vittoria cinese sull'invasore giapponese, ha offerto l'occasione a Xi Jinping di incassare successi sotto molti profili, scrive Gaiani, sul piano politico per l'ampia presenza di leader internazionali, il che conferma che Cina e Russia sono i leader del cosiddetto Sud globale, in una contrapposizione agli Stati Uniti e all'Europa evidenziata dal conflitto in Ucraina, che non sembra possibile far concludere col negoziato. La Cina ha mostrato anche un crescente ruolo diplomatico per risolvere le crisi, perché a Pechino il leader della Corea del Nord, il presidente coreano Kim Jong-un, ha stretto la mano al presidente del Parlamento della Sud Corea, Woo Won-sik, prima di partecipare alla parata militare. Lo ha riferito l'agenzia di stampa sudcoreana Newsis, ma durante la parata i due erano seduti lontani. Secondo l'agenzia sudcoreana, il presidente del Parlamento della Corea del Sud è anche riuscito a comunicare brevemente col presidente Putin e con il presidente cinese Xi. Woo Won-sik, il coreano del Sud, ha chiesto a Putin di mostrare interesse per le oltre 130 aziende sudcoreane che operano in Russia. Woo Won-sik ha anche invitato il presidente cinese Xi Jinping a partecipare al vertice della cooperazione economica Asia-Pacifico, APEC, che si terrà in Sud Corea dal 31 ottobre al 1 novembre. L'interazione della Russia con Cina e Corea del Nord, ben manifestata dai 3 leader presenti alla parata di Pechino, non è diretta contro nessuno, ha precisato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, commentando l'affermazione del presidente statunitense Trump, che aveva definito i 3, Russia, Cina e Corea del Nord, complottardi contro gli Stati Uniti d'America. Trump lo aveva scritto su Truth. Benché molte delle armi presentate vengano indicate come puntate contro Taiwan, diversi ospiti provenienti da Taiwan, che Pechino vorrebbe riunire alla Cina continentale, erano presenti alla parata. Secondo l'intelligence di Taiwan, la parata militare sarebbe costata alla Cina l'equivalente di 4 miliardi e 400 milioni di euro, inclusi i costi di sicurezza e le misure contro l'inquinamento. Secondo il funzionario, in un momento di rallentamento dell'economia cinese, l'organizzazione di una parata su questa scala così larga vuol sottolineare la stabilità interna e rafforzare il consenso intorno al regime del Partito Comunista Cinese, oltre che essere uno strumento di guerra cognitiva rivolto all'esterno, a Taiwan naturalmente, per instillare l'idea di una preponderante forza militare. Così Gianandrea Gaiani. Intanto ci fermiamo ancora un attimo, ascoltiamo appunto ciò che vi preannunziavo prima, Johann Christian Bach, il compositore tedesco, 11° figlio del grande Johann Sebastian, nasceva proprio oggi, il 5 settembre del 1735 a Lipsia, allora Sacro Romano Impero. Ascoltiamo un allegro molto energico dal concerto per viola in do minore, alla viola il 39enne serbo Nemanja Radulović.
E insomma, essere figlio di Johann Sebastian Bach e scrivere roba così significa, a mio giudizio, avere pienamente superato qualsiasi tipo di complesso di inferiorità rispetto al grandissimo padre Johann Christian Bach. Abbiamo ascoltato un allegro molto energico dal concerto per viola in do minore. Riscopritevelo perché, a mio giudizio, se amate la musica classica, Johann Christian Bach ha scritto pagine bellissime. Di questo 11° figlio di Bach ascoltiamo un altro brano, un altro allegro, dalla sonata numero 5 in La maggiore, opera 17 numero 5, al pianoforte un grandissimo interprete russo, Daniil Trifonov. Congediamo anche Johann Christian Bach, 11° figlio di Johann Sebastian, e andiamo a segnalare anche un altro articolo. Un altro articolo che vi voglio segnalare lo trovate sul sito ufficiale della comunità ebraica di Milano, mosaico-cem.it. La cosa è molto semplice, flottiglia non flottiglia. Il sistema segreto che Hamas usa per pagare gli stipendi di governo. Saccheggiare gli aiuti umanitari, vai flottiglia, e rivenderli, mentre il mondo incolpa Israele di affamare Gaza. La BBC scrive su Mosaico, il sito della comunità ebraica di Milano, appunto, Nina Prenda, la BBC afferma di aver parlato con 3 dipendenti di Hamas, ognuno dei quali ha riferito di aver ricevuto $300 nell'ultima settimana. Soldi che servono per pagare 30.000 stipendi dei dipendenti pubblici per un totale di $7 milioni. Mentre Giulio Meotti sul Foglio denuncia, dati alla mano, su 3.167 camion di aiuti umanitari entrati a Gaza tra il 19 maggio e l'11 agosto, solo 351 hanno raggiunto le destinazioni. Gli altri sono stati saccheggiati da Hamas, che poi li rivende a caro prezzo e anche sotto condizioni assai pesanti. Sul sito della comunità ebraica di Milano vi segnalo un altro bell'articolo di Nathan Greppi, nel quale si occupa Greppi di un preside che a Gaza ha il coraggio di accusare Hamas, definendoli assassini e criminali. Nel suo discorso, il preside al-Mashkal ha accusato Hamas di avere abbandonato gli abitanti della striscia, aver rubato le loro proprietà e aver violato la loro dignità. Un incidente in cui sono stati uccisi 12 giovani uomini. A quale Islam, ha detto il preside, appartengono questi assassini e criminali? Il sangue dei nostri figli viene prima di tutto. Prima dovete vendicare il sangue dei nostri figli. La dignità è stata lesa, il denaro dei nostri figli è stato saccheggiato e rubato. Ha avuto il coraggio di dire questo preside che a Gaza accusa Hamas. Per completare il discorso Israele e Gaza, vi segnalo anche un altro articolo interessante sul sito del Gatestone Institute, la carestia inesistente, in che modo le Nazioni Unite, i media e Hamas hanno condotto una guerra di disinformazione. L'articolo di Pesach Volitsky, dall'invasione di Israele da parte di Hamas 7 ottobre 23, i media internazionali, le organizzazioni umanitarie e le agenzie affiliate alle Nazioni Unite hanno incessantemente promosso una delle accuse più dannose della storia e sanguinose, quella secondo cui Israele starebbe deliberatamente affamando la popolazione della striscia di Gaza. Titolo dopo titolo, attraverso rapporti definiti ufficiali dell'ONU e immagini virali, al mondo è stato detto che a Gaza è sull'orlo della carestia, che la carestia è in corso.
ma questi avvertimenti non si sono concretizzati. E scrive Pesach Volitsky su Gatestone Institute, questo è stato un tipico caso di guerra di disinformazione. La carestia non esiste. Per averlo documentato a suo modo, Andrea Lombardi sul suo canale YouTube se l'è vista molto brutta, come abbiamo avuto modo di osservare parlando con lui. Intanto però, siccome manca veramente pochissimo tempo, io voglio fare una cosa oscena, per cui chiedo la collaborazione di Simone, che ringrazio in regia. Ci ascoltiamo proprio a raffica tutti gli ultimi pezzi, proprio dei pezzettini, così come delle piccole perle lanciate lì per concludere la mattinata. Allora, 5 marzo 1867 nasce negli Stati Uniti a Henniker, New Hampshire, la pianista e compositrice Amy Beach, prima donna americana che produce musica colta, tra le prime compositrici e anche compositori americani ad avere successo senza avere studiato in Europa. Ascoltiamo By the Still Waters, al pianoforte la 29enne britannico-nigeriana Aissata Kanne Mason. Musica colta, musica molto colta e riflessiva, Amy Beach, musica popolare, 5 marzo 1907, Sunnyland Slim, nasce come Albert Lew Andrew, pianista blues americano, nasce a Vance, Mississippi. Ascoltiamo Every Time I Get to Drinking. Every time, woman, I get to drinking, you know my baby, she rolls across my mind. Every time I get to drinking, the little girl, she rolls across my mind. She keeps my poor heart worried, Lord and bothered. Stupendo, però dobbiamo essere velocissimi perché andiamo ad ascoltarci un pezzo doo-wop. Cos'è? Un genere di rhythm and blues particolare degli anni 40. Joe, detto Speedo Frazier, nasceva oggi nel 1943. Cantante doo-wop americano, appunto, nasceva a New York. Sentiamo il brano Impalas, credo. Se no va bene lo stesso. Sorry. I ran all the way home. Doo-wop, un rhythm and blues molto boogie, ma noi non possiamo salutarci se non facciamo la conoscenza di un altro personaggio che nasceva oggi, 5 marzo 1946, Earl Rose, pianista americano, arrangiatore, direttore d'orchestra, compositore per TV e cinema, nasceva anche lui a New York. Ascoltiamo da lui I've Got the World on a String, da Cotton Club Parade.
Dai che ce la facciamo ad ascoltare anche l'ultimo pezzo di oggi. È sempre Earl Rose, nasceva oggi, 1946 a New York, un celeberrimo brano di un celeberrimo film. Con ciò ci salutiamo e abbiate una celeberrima fine di settimana, tutti quanti, gioiosa, piena di letizia, di gioia e via dicendo.